We vote the Commission proposal by roll call vote. The vote is open. The vote is closed. Adopted. Il lupo resta una specie protetta, ma non più con il massimo livello previsto. Così ha deciso il Parlamento europeo a larga maggioranza, 371 sì, 162 no, 37 astensioni, che hanno sostenuto la proposta della Commissione di modificare la direttiva Habitat per allineare lo status di protezione del lupo dell'Unione europea alla Convenzione di Berna. Tradotto, il voto favorevole apre la possibilità di interventi cosiddetti di gestione nei casi in cui i lupi causino danni o conflitti con attività umane, specie in ambito rurale o zootecnico. Si conclude così un processo durato oltre 2 anni, sostenuto sin dall'inizio dall'eurodeputato Herbert Dorfmann. L'Italia avrà più possibilità di fare una legislazione più flessibile per intervenire nelle popolazioni di lupi. Spero che questo lo Stato lo faccia velocemente. Ognuno per la propria parte annota soddisfazione, in queste ore l'hanno espressa gli eurodeputati di Forza Italia e della Lega. Nonostante la svolta storica, gli Stati potranno continuare a proteggere il lupo in modo più rigoroso, se lo desiderano, purché le misure siano compatibili con il diritto europeo. In aula, a difesa della tutela del lupo, si è levata solo la voce del gruppo dell'EFT, a cui aderiscono anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle, che ha espresso la propria contrarietà sottolineando la totale assenza di basi scientifiche solide e profondi dubbi sulla regolarità della procedura. Durissimo il commento di Animal Protection e Green Impact, che hanno già depositato un ricorso alla Corte di Giustizia europea per chiedere l'annullamento del declassamento. Per entrare in vigore il progetto di legge necessita dell'approvazione formale da parte del Consiglio, che ha approvato lo stesso testo il 16 aprile scorso. La direttiva sarà operativa 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per adeguare la propria normativa nazionale. L'Italia oggi ha più di 3.000 lupi e io penso che c'è veramente tempo di creare un bilancio, una situazione più bilanciata tra tutela del lupo e necessità di ovini e caprini sui pascoli.